Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Boatto di Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia e questo è Esperti in Campo. Nella puntata di oggi parliamo, come potete vedere alle nostre spalle, di frutta e in particolare di cimice asiatica e dei danni nel nostro territorio che questo insetto alieno sta provocando. Ci troviamo in questo caso con la dottoressa Elisa Zampietri proprio per parlare di un progetto regionale volto a quantificare i danni economici nel nostro territorio. Elisa, buongiorno. Buongiorno. Parlaci allora di cosa prevede questo progetto regionale. Il progetto si inserisce in un progetto appunto regionale partito nel 2020, è un piano definito piano di contrasto alla diffusione di insetti alieni che generano danni alle produzioni frutticole della regione Veneto. E questo piano appunto prevede 5 azioni regionali, tra queste la ricerca e la sperimentazione, un programma di lotta biologica, la prevenzione fitosanitaria e ancora la formazione di tecnici, la divulgazione e in ultimo uno studio volto alla costruzione di un fondo mutualistico appunto destinato proprio a coprire i danni dalla cimice asiatica. Quest'ultima azione ci vede appunto protagonisti come Contagraf, centro interuniversitario per la contabilità e gestione agraria, forestale e ambientale. L'obiettivo insomma di questa azione regionale è quello di fatto di incentivare la creazione di un fondo mutualistico specifico, quindi uno strumento che sia di supporto alla competitività delle imprese. E lo stiamo svolgendo attraverso la creazione e la realizzazione di uno studio di fattibilità volto a analizzare quello che è il danno dovuto a cimice asiatica, danno quali quantitativo, quindi parlo di perdita di produzione, perdita di valore della produzione, e attraverso un'ampia attività di monitoraggio in campo ad opera dei periti di Agrifondo Mutualistico. Benissimo. Elisa, adesso andiamo un pochino più nello specifico, cioè spieghiamo alle aziende agricole perché è importante conoscere il danno economico dell'azienda e quali strumenti magari sono oggi disponibili proprio per difenderci da questi rischi. Sì, dunque l'importanza risiede il ruolo quindi del progetto è quello di creare nuova conoscenza, con una conoscenza che risulta essere estremamente importante laddove appunto la nostra attività ci consente di delineare un profilo specifico di rischio per la singola impresa. Questo consente ovviamente una risposta eventuale che sia mirata, specifica per la singola impresa. Inoltre ci occupiamo ovviamente di quantificare quello che è il contributo al fondo da parte dei soci e ancora gli indennizi che il fondo concede ai propri soci laddove essi subiscano appunto una perdita di danno superiore alla soglia di indennizzo. Inoltre il tutto ci consente di creare un vero e proprio modello di rischio regionale ed è qui insomma il valore aggiunto se vogliamo, un modello di rischio che tra l'altro è aggiornato continuamente attraverso le attività del monitoraggio nel triennio di riferimento insomma di attività del progetto, quindi 2020-2022 e che tra l'altro tale modello di rischio è calato su una realtà produttiva, quindi le aziende, le imprese frutticole della regione Veneto che è rappresentativo, quindi un campione rappresentativo da un punto di vista territoriale e anche in chiave proprio di distribuzione in ettari di quelle che sono le produzioni. In ultimo, il progetto è peculiare, se vogliamo, anche da un punto di vista di capacità di consentire anche al singolo agricoltore, partecipando alla perizia in campo, quindi al monitoraggio del danno in campo, di rendersi conto e quindi acquisire una maggiore consapevolezza di quella che è la propria esposizione al rischio e quindi all'entità del danno che subisce. E infine il progetto ci consente appunto di addivenire a quello che è una valutazione del danno specifico per colture, per varietà, per aree geografiche, quindi una distribuzione del danno quanto più specifica possibile. Ecco. Ottimo, quindi abbiamo capito che il nostro territorio sta avendo in questa prima fase delle risposte nella quantificazione, abbiamo capito che lo strumento che sta nascendo sarà un fondo mutualistico per la frutta creato proprio da Agrifondo Mutualistico con l'aiuto di Contagraf, con l'aiuto della Regione Veneto. E c'è l'ultima domanda, la sostenibilità. Allora nel nostro territorio è un tema molto sensibile, in questo caso questo progetto ha anche una sua parte di sostenibilità, Elisa.
Beh, allora la sostenibilità più che altro è ciò che noi intendiamo valutare del fondo, parliamo di sostenibilità del fondo, e questo è assai importante se consideriamo che un fondo, dobbiamo immaginarci che funziona in questo modo: ci sono degli anni in cui si capitalizza di risorse e anni invece in cui compensa di molto, quindi in maniera ingente, gli agricoltori. Parlo degli anni di fatto in cui si verificano i danni più ingenti dovuti appunto alla cimice asiatica, e quindi c'è appunto questo alternarsi di anni. Va da sé che è importante in questo senso analizzare quella che è la sostenibilità appunto del fondo, per verificare che esso contenga, abbia a disposizione realmente tutte le risorse necessarie per compensare i propri agricoltori, quindi evitando il rischio di insolvenza, ma anche per coprire quelle che sono le spese proprio di gestione dello strumento stesso. La prima attività in tal senso, estremamente importante, è quella della valutazione del calcolo della quota d'adesione degli agricoltori al fondo per far parte, quindi per poter utilizzare questo strumento. E ovviamente questo è il cosiddetto, parliamo del cosiddetto pricing del fondo, che quindi dimostra effettivamente se il fondo mutualistico sia sostenibile oppure no. Questo ovviamente va fatto, lo svolgiamo in linea con quelle che sono le misure anche previste dalla normativa nazionale vigente in materia. Bene, per concludere ringrazio Elisa per le informazioni. Vi ricordo quindi che il fondo mutualistico è la risposta per questa tipologia di problematica della cimice asiatica. Il fondo che sta nascendo non andrà a indennizzare solo i danni a cimice asiatica, ma andrà a coprire tutti i danni a fitopatie e infestazioni parassitarie della frutta. Ok? Nasce a livello agrifondo mutualistico, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia. Continuate a seguirci nelle prossime puntate, dove andremo nel dettaglio anche di altri episodi. Alla prossima! Buon lavoro a tutti!